Buona giornata e bentrovati e benvenuti al nostro appuntamento, il primo della settimana, con la rassegna stampa dei principali quotidiani del giorno. Oggi lunedì 29 luglio 2019, andiamo a vedere le principali notizie come ogni giorno con Gazzettino, Tribuna, le cronache provinciali, poi per quanto riguarda le nostre zone di maggior competenza, Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave. Concluderemo con le notizie sportive che riguarderanno la provincia, la Marca trevigiana, ma anche l'internazionalità e la nazionalità per quanto riguarda i risultati raggiunti nella giornata di ieri nei vari avvenimenti. E allora siamo pronti, cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di oggi che vedete parla di Carabiniere, inchiesta blindata, questa è la prima pagina e questo è il titolo d'apertura del Gazzettino. Il PG Salvi blocca le polemiche per la Photoshock, che era quella del ragazzo, della persona arrestata con la benda sugli occhi. Muro di Conte per evitare pressioni dagli Stati Uniti. Salvini dice che Cerciello Rega è l'unica vittima. Coltellate alle nozze, la 30 tra gli ospiti, lite con accoltellamento tra due camerieri ad una festa di matrimonio dove c'era tra gli altri anche la ministra della difesa Trenta. È successo a Roma. Non voglio inquilini salviniani, il caso del giorno in questo riquadro sul Gazzettino di oggi. Rifiutare di affittare la stanza a ragazzi che hanno idee diverse dalle tue. Che democratici, viva il confronto e la diversità sempre. Postscriptum, poi quello cattivo sarebbe Salvini. Così il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini ha commentato la notizia pubblicata proprio ieri dal Gazzettino relativa all'annuncio dello studente universitario che cerca nuovi coinquilini perché purché non condividino la linea politica del leader della Lega. Se ne parla anche a pagina 9 nelle pagine centrali del Gazzettino di oggi. TAV a fondo Lega contro il Movimento 5 Stelle, cosa ci fanno al governo? Al Carroccio, il Carroccio dice la faremo, si dimettano i grillini, fate i bulli ma non avete i numeri. Questo per quanto riguardava questo articolo relativo alla TAV. La storia, c'è questa foto di questo asino in prima pagina, la storia è quella ecco il mio Iroso, l'erede dell'Alpino. Il ciclista Marzio Bruseghin parla di figlio della compagna del generale. A Vittorio Veneto il nuovo arrivato è figlio dell'ultima compagna di Iroso. E allora l'asinello prenderà il posto di Iroso? Sono queste le principali notizie. Padova, studente ventenne inciampa sulle scale e muore dissanguato, cade mentre scende le scale e finisce contro una porta a vetri, le schegge gli recidono l'arteria femorale, è morto così un ventenne, se ne parla a pagina 8 del Gazzettino di stamane. Due riquadri per chiudere la prima pagina del Gazzettino, il primo riguarda la salute con Angela Pederiva che si occupa di vaccini, nord-est sotto la soglia per l'antipolio, criticità nel nord-est per quanto riguarda la vaccinazione dell'antipoliomelite a 24 mesi usata come indicatore per le immunizzazioni contenute nell'esavalente. Veneto e Friuli Venezia Giulia sono fra le 4 regioni con Marche e Sicilia sotto soglia. Nello specifico della realtà veneta però va meglio nella fascia di età tra i 2 e i 16 anni. Passioni e solitudini con monopattini elettrici, la prudenza è la prima regola. Ci rendiamo conto di quanto ci costa in salute ogni incidente stradale? Se noi pensassimo alla nostra salute come un capitale, un tesoro da custodire con cura per goderne a lungo, saremmo molto più prudenti e responsabili in ogni aspetto della vita, guida in primis, ed educheremmo i nostri figli ad essere molto più prudenti e rispettosi delle regole della strada, ma anche di comportamenti salvavita. Se ne occupa
Alessandra Graziottin in prima e poi 23esima pagina per Passioni e solitudini, il consueto appuntamento settimanale della dottoressa Graziottin sulla medicina, in particolar modo poi unito alle vicissitudini alla vita di tutti i giorni. I riquadri in prima pagina del Gazzettino ci riportano alle pagine interne, si parla di Treviso con l'ex moglie di Andrea Loro che dice se torna libero, beh, controllatelo, a pagina 3 del Gazzettino. A pagina 13 invece l'intervista a Denis Marconato, basket e politica, il consigliere più alto d'Italia, e per la Formula 1 Vettel che show, la rimonta, parte ultimo, arriva secondo. Questo per quanto riguardava la prima pagina del Gazzettino. Abbiamo già pronta la prima pagina della Tribuna di Treviso di quest'oggi che dà il riquadro di richiamo poi alle pagine interne, a pagina 4 precisamente, alla questione migranti. Salvini è solo sul caso Gregoretti, la nave con 131 persone a bordo è ormeggiata al porto di Augusta, Di Maio e Conte per ora tacciono. Il commento, sempre in apertura diciamo e sempre nei riquadri, tasse, mille versioni del governo confuso, scrive Iori, a pagina 9 poi la ripresa dell'articolo. Vedete, il titolo di apertura è dedicato alla rabbia di Zaia perché Barretta dice offende gli imprenditori. Uscita penosa, privo di pietà, senza rispetto per famiglie, vite, morti e drammi sociali. Tirato in ballo da Pierpaolo Barretta, ex sottosegretario all'economia nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, il governatore Luca Zaia va all'attacco e non accetta di essere accusato di aver contribuito alla liquidazione di Veneto Banca per aver invitato gli imprenditori a disinteressarsi alla ricapitalizzazione. Questo per quanto riguardava la polemica di oggi. La foto di stamane della Tribuna invece è sui Trevisani nel mondo, vedete, Trevisani nel mondo e Regione, c'è un accordo con le aziende venete per riportare a casa i giovani, sono 10.000 i giovani che l'anno scorso hanno lasciato il Veneto per andare all'estero a studiare o a lavorare, numerosi tra loro i cosiddetti cervelli, quelli in fuga, i trevisani sono stati più di 2.000, il tema è stato sollevato al raduno dei Trevisani nel mondo che si è svolto ieri in Pian Cansiglio, questo per quanto riguardava le nostre notizie. Andiamo a vedere droga e musica dove scattano le denunce nell'articolo che ci parla di area ex Chiari e Forti con un rave party con 150 ragazzi. Rave party abusivo nell'area dell'ex Chiari e Forti si conclude con una denuncia e diverse decine di ragazzi segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme ai carabinieri nella nottata tra sabato e domenica dopo aver notato uno strano via vai per la fabbrica dismessa in riva al Sile e lasciata così in un completo stato di abbandono. Sul caro affitti la Lega ci ripensa, è stato sbagliato qualche calcolo, aumenti degli affitti delle case popolari dell'Ater, mentre infiammano le proteste la Lega ammette qualche erroretto. A Castelfranco Veneto, barista multato 5 volte in un mese, dice sono perseguitato, 5 multe nell'arco di un mese, un record, questo barista di Castelfranco Veneto che lamenta e dice beh, devo essere perseguitato. Chiudiamo con il ciclismo, qui in fondo Bernal vince il Tour, è il 15° trionfo tra l'altro di una bicicletta Pinarello sui Campi Elisi, suggestivo scenario di chiusura del Tour de France, ieri in festa anche una fetta di Treviso con la maglia gialla Egan Bernal, colombiano, vince anche la Pinarello, la sua bici, una Dogma precisamente, è il 15° Tour conquistato dal marchio trevigiano, se ne parla poi alle pagine sportive numero 27 e 29 della Tribuna. Allora, apriamo subito, anzi teniamo la Tribuna e sfogliamola insieme a voi, perché le notizie poi andremo a vederle mano a mano fino alla provincia e alla regione. Subito trasferito il carabiniere che ha bendato
il ragazzo bendato, il ragazzo fermato, e questa è la fotografia che sta facendo scalpore. La preoccupazione dei genitori: presto arriveremo in Italia, hanno detto la famiglia di Finnegan in allarme, nessuno parla in inglese con il nostro figlio, gli amici non sono sorpresi, sono violenti, media in allerta, come per la Knox. Si tira in ballo appunto la versione e il caso Amanda Knox. Vediamo le altre notizie, sempre dalla pagina trevigiana, eccolo qui. Crack Veneto Banca, furia di Zaia su Baretta, ha offeso tutti gli imprenditori del Veneto. Il presidente della regione risponde all'ex sottosegretario: la ricapitalizzazione di Atlante venne subito bruciata. Questo per quanto riguardava questo caso. Caro affitti, la Lega frena, sì, ci sono degli aumenti sbagliati, ha detto, e poi un cervellone al pronto soccorso servirà ad eliminare le code. Ospedalgrando mette sul piatto 2 milioni, sorgerà anche un centro contro l'Alzheimer. Questo per quanto riguardava le principali notizie. L'ex Chiari e Forti, in 150 erano presenti al rave party abusivo, blitz dei carabinieri sabato notte, denunciato l'organizzatore e segnalati alla prefettura decine di ragazzi per uso di droga. 5 multe in un mese, Musk ancora nel mirino dopo il plateatico tolto, dal cartello vietato fumare poco visibile all'orario sforato. Il titolare dice: beh, è accanimento, insomma ci siamo rivolti anche ad un avvocato. Il caso è da Castelfranco Veneto. L'appuntamento ieri, l'appuntamento annuale in Pian del Cansiglio, Trevisani con un'operazione rientro, eccoli qui, col lavoro tornano anche i giovani. Il raduno dell'Associazione dei Migranti ha affrontato il tema della fuga all'estero, al via un osservatorio con la Regione per offrire opportunità occupazionali qui da noi. Travolse l'anziana Carpesica, denunciato per lesioni gravi, e ancora per rimanere... mi pare che poi non ci sia altro per rimanere, no, abbiamo soltanto lo sport. Questa era la provincia dalla tribuna. Vediamo la provincia dal Gazzettino, eccola. Allora, 3 riquadri in prima, come di consuetudine. Mondiali, nuoto, Panziera chiude con la medaglia di legno e un record italiano per lei. Suoni di Marca e i Village People stasera show sulle mura a ritmo di dance. E ancora riecco Signore e signori con la pellicola originale, il cinema all'aperto. Il mio ex libero? Beh, controllatelo. L'ex moglie di Andrea Loro è preoccupata per la scarcerazione. Tentò di uccidermi, ha detto. Ora chiedo serenità per me e per i miei bimbi. Attesa oggi la decisione del Tribunale di sorveglianza, nostro figlio e il progetto sulla violenza sulle donne. La legge, nuove misure, la vittima deve essere informata. La nuova legge Codice Rosso, in vigore dal prossimo 9 agosto, prevede che le vittime di stalking, maltrattamenti, violenze e lesioni siano informate dal magistrato nel caso in cui alla loro aguzzino siano modificate le misure di detenzione. Su questa parte della pagina del Gazzettino di oggi, consiglio, votazione dal prefetto. È finita sul tavolo del prefetto la votazione effettuata durante il Consiglio Comunale di giugno, quando il vicepresidente Matteo Marin ha riaperto una consultazione già conclusa per permettere ad un consigliere di maggioranza di aggiungere il suo voto. Una condotta che non è piaciuta per niente alle minoranze ed è finita nella lunga lista di rimostranze che sta infiammando il dibattito politico. Poi a Treviso, aereo in volo a bassa quota, passa sopra le case, paura nel tardo pomeriggio di ieri in città. A Treviso un grosso aereo ha sorvolato a bassa quota il centro e Piazza dei Signori. La foto che vedete in prima pagina è per questa mamma fitness tra i monumenti, insomma gli allenamenti della personal trainer Beatrice Busiglia, 28 anni, mamma da pochi mesi, tra i monumenti del centro storico di Conegliano, spopolano su internet, ha oltre 40.000 fan che la seguono. Signori, qui siamo veramente, non lo so, mi permetto di, non so, tanto spazio così per questa cosa sicuramente
giudicate voi, insomma. Beatrice ha 40.000 fan su internet, 20.000 su Instagram, ormai contano solo questi follower, e allora teniamoci e facciamo anche gli esercizi in mezzo alla gente e sulle piazze della nostra città. Boh, vedete voi. Trevisani nel mondo, in 3.000 sul Cansiglio, e poi Vittorio Veneto provocano un incidente con feriti sotto inchiesta per lesioni stradali. 2 incidenti stradali a Vittorio Veneto a giugno, in entrambi i casi i feriti hanno riportato una prognosi di 60 giorni, ritenuta gravissima dal codice della strada. Questo per quanto riguardava la pagina trevigiana. Sfogliamo anche il Gazzettino, come abbiamo fatto con la Tribuna. Controllatelo, vogliamo serenità. Matilde Ardia, vittima della furia del suo ex Andrea Loro, preoccupata per la semilibertà dell'uomo, e vorrebbe sapere appunto quando, come e dove andrà, quando uscirà. Rave party abusivo per 150, effettuato il blitz alla Chiari e Forti, i carabinieri denunciano un 22enne per aver organizzato l'evento notturno. Sequestrata cocaina e marijuana oltre al furgone con le casse per la musica. Come vi dicevo, paura in centro, un aereo passa a bassa quota, il pilota ha scelto la rotta verso la città per le condizioni meteorologiche non ottimali. Grazie agli emigranti veneti, in 3.000 alla festa in Cansiglio. Zaia, esportano idee ed eccellenza. La Trevisani premia 2 soci di Fregona che negli anni hanno organizzato questo evento. Torniamo sulla sentenza del Molinetto della Croda. La sentenza del Molinetto è da rifare. Il pubblico ministero presenta appello contro la soluzione dei responsabili tecnici, e quindi vedremo come andrà a finire. C'è una prima verità processuale incontrovertibile sulla tragedia del Molinetto della Croda. Schianto, indagati per lesioni stradali, questo frontale sulla Lemagna, l'investimento di un pedone ai 2 automobilisti, contestata la nuova ipotesi di reato. Ancora in via Vecchia Trevigiana, vedete di lato, arriva il nuovo dissuasore, e questa in foto è l'assessore Claudia Brugioni. Violenta lite, aggredisce il compagno con un coltello, carabinieri in via Montegrappa chiamati dall'uomo rimasto ferito alla mano. E di nuovo ritorna lei, provincia. Sinceramente direi che lo spazio questa signora ne ha avuto più che a sufficienza. La mamma che fa fitness in centro, un modo per dare valore alla città. Oddio, vabbè, se questa è la decisione, se questo è il modo di dare valore alla città, vabbè, i video di Beatrice Busila spopolano sul web, ha oltre 40.000 fan. Voglio creare un percorso, ho detto, a fare da scenari i vari esercizi, la fontana, via 20 settembre, la scalinata degli Alpini. Bene, queste le principali notizie. Adesso torniamo indietro. Allora, torniamo indietro sulla Tribuna intanto e vediamo lo sport del lunedì. Sport del lunedì anche e soprattutto a livello nazionale, internazionale e locale. Vedete Tessitori, giocatore della TVB che è in nazionale, parla dei mondiali, un'occasione, ha detto, e io ci provo, e fa bene Tessitori. Insigne trascina il Napoli, un tris spettacolare ai campioni del Liverpool, i Reds che erano privi di molte stelle, travolti dalla squadra di Ancelotti. A segno il fantasista appunto Insigne, Milik e Hones, ottima la prova anche di Meret. United, eccolo qui la notizia, 82 milioni per Lukaku, la Juve pronta ad offrire Dybala, l'Inter bloccata invece sul caso Icardi. Fantastica Benny Pilato, argento nei Rana a 14 anni, a Guangzhou è nata una stella, sono sconvolta, ha detto, nei 1500 stile libero paltrinieri si ferma al bronzo, l'Italia chiude con 8 medaglie, e poi per il trionfo di Verstappen c'è la rimonta di Vettel, una rimonta show, il ferrarista partito in ultima posizione si piazza secondo, colpi di scena a ripetizione anche ieri, fuori Leclerc, Hamilton nono finale. Fraresso è il re del giavellotto, 6° titolo tricolore di fila per lui,
Poi i tessitori, vi dicevo, dalla prima pagina e il sogno iridato, mi gioco la chance e fa bene a giocarsela. Poi si parla di basket mercato con la Ruker, Sanve, Mian avvisa i suoi playoff, meglio tra le prime 4. E poi Raffaela, lei è Raffaela Folì dell'Imoco Volley Conegliano, l'azzurra pronta a sfidare l'Olanda di Robin de Cruyff. Voglio Tokyo subito, dice, attenzione a parlare così, dal 2 al 4 le azzurre sono a Catania, dove tra venerdì e domenica si giocheranno il passo olimpico per Tokyo 2020. Prima partita, sono 6 le partite, venerdì Belgio-Olanda e Italia-Kenya, sabato Olanda-Kenya e Italia-Belgio, domenica Kenya-Belgio ed Italia-Olanda. In bocca al lupo alle italiane, anche alle nostre pantere in squadra. Invincibili in festa, sono campioni d'Italia, lo scudetto, l'ultimo sorriso di mio padre, il Fontane e la stagione del misto CSI. Insomma, si va a pescare un po' di notizie in questa tribuna di oggi. Nuovi senatori e mister, il calcio trevigiano si presenta così ai suoi tifosi, adunata per molte squadre, ne parliamo anche noi. Andiamo in Ghirada, dove 2 nazionali sono in campo, eccole qui. Seduta speciale Inghilterra-Italia, allenamento congiunto per la mischia, lavoro esteso poi alle linee arretrate. Il Benetton è arrivato Snyman, da oggi è in campo, Sarto, accordo per 1 anno trovato con il giocatore. E mi pare che questo sia un po' tutto per quanto riguarda la tribuna. Il Gazzettino parla del volley Treviso, miniera d'oro, poi Pinarello che vince il 15° tour perché la bicicletta è una Pinarello di Bernard, la scuola a volley TV, a volley Treviso, sforna campioni per club e nazionali, si fa un po' il conto di quanti trevigiani. Cester va a Verona, finalmente giocherà da titolare, Super Folì che ripaga la fiducia di Mazzanti e dell'Imoco, con la Turchia bene anche le altre pantere, Sorokaite e Silla. Questo per quanto riguardava il volley. Poi Panziera, record ma giù dal podio, la staffetta 4% mista è quarta ma riesce a migliorare il primato italiano. Quarti playoff, obiettivo minimo, il DS Pavanello alza l'asticella per il Benetton che non deve cullarsi sugli allori, vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno e raggiungere le semifinali. Nasimanu, che è qui, è il giocatore che fa parte della nazionale di Tonga, ha battuto un tumore, ora a fermare Nasimanu è uno strappo muscolare al petto e quindi non può giocare, l'esordio è rimandato con la sua Tonga alle prossime gare. Oderzo riprova la scalata alla Serie B, siamo sul basket, vado a Biella per crescere, eccolo qua, TVB è la mia seconda casa, il Baby Barbante scende in A2 dove ritroverà Lombardi tra l'altro. La De Longhi, un play ma nessuna follia, si cerca il play titolare per quanto riguarda la formazione di Menetti e questo con molte pagine dedicate anche al ciclismo potrebbe essere tutto. Il ritorno dell'Ariete, una super stagione, il cannoniere Zecchinato ritorna al Montebelluna dopo i 22 gol del 2015-2016, le aspettative su di me sono alte, farò il possibile per accontentare tutti. E poi c'è anche l'accordo con Daniel Dalcol, c'è l'accordo per il difensore per quanto riguarda appunto la formazione della Montebelluna. Il Treviso Academy inizia a lavorare quest'oggi, puntiamo a vincere il campionato, dice Checco Feltrin, il via per il Treviso è a Nervesa della Battaglia. Poi ci sono i primi test per Eclisse e Godigese, stasera tra l'altro l'Eclisse Careni Pievigina ha la sua cena di presentazione per quanto riguarda la squadra. Chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta, solo i titoli, vediamoli insieme. Dzeko o mai più, Inter cercasi 9 disperatamente, oggi incontro con la Roma, poi Benedetta Gioventù e si parla di nuoto,
con la favola di Pilato, argento mondiale a 14 anni, io tra compiti, piscina e niente vacanze. Calcio d'estate, un Milan a metà, però è un bel gioco, non il gol, vince il Benfica 1-0, ma è stato sfortunato veramente il Milan. Un Napoli insigne, il Liverpool ai piedi di Lorenzo il Magnifico, 3-0 e standing ovation. Infine Dybala vuole soltanto la Juve e no per ora allo United. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, in questo caso, ma al mondo dell'informazione, da Gazzettino Tribuna, e abbiamo concluso con la Gazzetta dello Sport. Noi ci risentiamo domani, buona giornata.